ci sono state delle persone che mi hanno detto che vedevano male, vedevano tanto col viola, col blu, roba così, probabilmente avevano problemi col schermo, non so cosa. Dopo audio e lingua, volume musica, lo metto a 20, dialoghi al massimo, effetti sonori, possiamo lasciarli anche così. In generale possiamo lasciarlo anche a 40, dai. Italiano, barre laterali, no. Sottotitoli, sì. Indietro. Salvare, certo. Bene, comandi, sensibilità visuale. Beh, lasciamo così al limite quelli normali. Ah, no, boh, va bene. Sì. Torniamo indietro. Gioca con i tuoi... No, vivi la tua storia in singolo, perfetto. Penso non ci siano varie difficoltà adesso, standard proprio. Allora, infatti, nuova storia, agevole, la morte è certa, no, no. La sopravvivenza è possibile, un'autentica sfida. Facciamo impegnativo? Ma dai, facciamo una via di mezzo. Nuovi dati, molto bene. Speriamo di non morire 500 milioni di volte. Anzi, vi ricordo che questa sera dalle 21 in poi saranno in live su Twitch. Porterò un capitolo un po' datato, però diciamo, però sempre ben accetto per la saga, sempre Survivor Horror. Vi aspetto dalle 21 e su Twitch mi trovate come Alberto 86 86 86. Non potete sbagliare. Vabbè, iniziamo. E poiché hanno seminato vento, raccoglieranno tempesta. Osea 8.7. Ogni scelta ha una conseguenza, giusto? Vero? Alcune decisioni salvano la vita. Vero anche quello. La vita di tutti i giorni anche aggiungerei. Altre. Altre conducono alla morte probabilmente. Esatto, morte. Oh, il sorcio. La ruota è alta 80 metri, Jeff. Cavolo, riesci a immaginarla? Beh, ci sto provando. Chissà che panorama si vede da lassù. Io dico di andarci come prima cosa. Faremo tutto ciò che vuoi. Sei tu che voglio. Non sei 1893. ancora stanca di me dopo un intero giorno di matrimonio? Non mi stancherò mai di te. La considero una promessa, cara. Mi sa che ci siamo. Ah, sono in viaggio di nozze. Allora, bene, bene, bene. Wow, non è magnifico? Come nei Dépliant. Davvero stupendo. Registriamoci. Mi piace un po' questo stile, almeno a me. Ci siamo solo noi. Scommetto che stamattina sono tutti andati alla fiera. Fine 800, primi 900, è un periodo che mi piace molto, come stile almeno, parlo. Sia a livello di vestiti Sentiamo. che tutto quanto il resto, sulle case, mobili, arredamento in generale, ecco. Che simpaticoni. Quello di essere il Beh, la custode. qualità del servizio non sembra promettere nulla di buono. Allora, andiamo... Magari Ma sono tutti occupati altrove. Non è così che si lavora.
Servizio lento, staranno sistemando i dettagli perché sia perfetto. Questa è la mia Marie, sempre incline all'ottimismo. Vi chiedo umilmente Oh. venia. Per lo spavento e per la lunga attesa. La mia presenza era richiesta altrove. Molto gentile da dirla così. Da qui in avanti prometto che non deluderò più il vostro ottimismo. Benvenuti al World's Fair Hotel. Prego, una firma. Un bel Prima autog. volta a Chicago? Se dovessi indovinare, azzarderei che siete qui per l'esposizione. La fiera, sì, ma non solo. Diciamo che oggi è un giorno molto speciale per noi. Ah, luna di miele. Che bello, una meraviglia. Bello. Forse mia moglie, la signora Whitman, gradirebbe firmare. Sì, oggi è il primo giorno della nostra luna di miele. R2 per raccogliere gli oggetti. Congratulazioni. Beh, in tal caso è d'obbligo un servizio migliore. World Vi Fair sistemerò Hotel. nella suite. Bella. Oh, beh, quanto ci verrebbe a costare? Stia tranquillo. Stessa tariffa di quella standard. L'extra lo offre la casa. Voi due siete i nostri primi sposini. Che gentile. Grazie, signor... Holmes. Henry Howard Holmes. L'albergo è delizioso, signor Holmes. Beh, vi ringrazio. L'ho progettato e costruito quasi tutto da solo. Siete un architetto, dunque? Architetto, progettista, muratore, medico, artista. Diciamo che coltivo svariati interessi. Notevole. Prego, date un'occhiata. Abbiamo vari articoli al bancone della farmacia. Porto i bagagli nella vostra stanza per verificare che sia tutto in ordine. Lasciate una nota se volete acquistare qualcosa. Andrà sul conto della camera. Bene, molto gentile. Grazie, signor Holmes. Davvero cortese. Il piacere è tutto mio. Quanto mi piacciono qui i capelli di Abbombetta, non avete neanche la minima idea. Bombetta e cilindro, preferisco la bombetta sinceramente, anche se siamo lì, tra le scelte di due. Dunque, cosa mi sono dimenticata? Ah, solo questi con due? La moralità si aggiorna, va bene. Oh, mi perdoni, signora. La avverto, mio marito non apprezza gli uomini troppo arditi. Sembra un individuo a posto. E come va il matrimonio? Direi divinamente. Proviamo a salire. La stanza sarà pronta. Hai trovato nulla di interessante tra i gioielli? Niente di grazioso? Sei curiosa, vero? Bigiotteria allo stato puro. Cosa ci sarà qui? Rattling Suite, privato. Inizio a pensare di aver sposato un'avventuriera. Ruote panoramiche, stanze proibite. Siamo forse in cerca di brividi? Forse. Solo una stanza incompleta. Visto che succede quando cerchi il rischio? Se è una scusa per sottrarsi alla ruota... Lo so, non rinunceresti mai. Aspetta.
Che cos'è? Che ci sarà mai sotto lì? Non muoverti. Devo premere giusto qui? Sì. La calma, probabilmente. Adesso fa sospirare anche a me, però è così. Ancora. Scusa. Ho sbagliato un Vi colpetto. siete persi? Ah, Stanza sbagliata. Ho un errore. Questa è in... Ristrutturazione, non è sicura. Ma certo, noi... Vi sarà sfuggito il cartello con scritto privato. Pare di sì. Ci perdoni. Non vorrete precipitare nel vuoto e spargere le vostre cervella ovunque, dico bene? No. Di nuovo, perdonateci. Non è nulla. Mi preoccupo per la vostra sicurezza. Non voglio vi succeda niente. in questo caso penso se avessimo fatto in modalità più difficile saremmo già morti Benvenuti immediatamente. nella nostra suite luna di miele. Però molto, molto graziosa Grazie proprio. davvero, signor Holmes. Prego, godetevi il soggiorno. Con permesso, ho del lavoro che mi attende. Sono sicuro che ci rivedremo molto presto. Ma anche no. Incredibile, sembra quasi la stanza di un re. O di una regina. Oh, caro. Bacia questo. Non sei per nulla cortese. Ehi! Centro! Te la sei cercata? Ho un'ottima mira Dovrei però. preoccuparmi? Se sei furbo. Un'altra volta? Beh, finché Pietà, sono pietà! Ok, hai vinto. contenuti speciali Niente di sbloccati. rotto? Solo l'orgoglio. Se offrissi di fare pace? Ho il sospetto che tu stia tramando qualcosa. Niente affatto. Ho un regalo per te. Chiudi gli occhi e vai allo specchio. Come sei astuto e romantico. Se mi arriva un cuscino in faccia ti tiro un ceffone sul muso. Promesso. C'è forse qualche problema? No. Apri gli occhi. Rilevamento bussola. Jeff ha donato Marina Collana. Dietro, mappa. Oh, va bene, mo. Segreti. Marie. Vabbè, esploreremo anche quelli più tardi, Oh, magari. Jeff, è davvero stupenda. La adoro. Bene. La vittoria è mia. Ora ti concedo quel bagno. Uno spioncino, magari? Che succede? È bloccata. Possiamo provare a spingere?
Durata Apriti, è... sesamo! Grazie. Perché non ti radi mentre entro nella vasca? Poi potremmo fare un piccolo rendezvous. So cosa vuol dire. È un gioco erotico francese, vero? Basta, raditi. Ho il timore di essermi dimenticato il rasoio. La farmacia di sotto ne avrà. Non metterci troppo nella vasca. Tranquillo. Bene, allora, adesso possiamo manovrare il personaggio. Guardiamo bene dappertutto. No, qui non c'è niente. Bello proprio questo albergo, molto molto bello. Questo qui è dove eravamo prima. Meglio di no. Insomma, niente, allora andiamo. Avrei giurato fossimo passati da qui. Cosa? Quella Madonna. Oh mio Dio. Marie! Ah, vedi, abbiamo fatto bene a comprare quello lì allora. Mamma mia, mezza bottiglia ne ho messo dentro. Un altro spioncino là. Là, cosa starà succedendo? Sei tu, caro? Jeff? Oh, vuoi forse fare un altro gioco? Mm. Ok, In- c'è in- un ladruncolo. Ti ho colto in flagrante, signor Holmes. Salve, Che mia ci fate cara. voi qui? Jeff! Io dubito davvero che possa sentirvi. State lontano! Ma non ho ancora finito. Non ribellatevi. Risparmiatevi inutili sofferenze. State solo rimandando l'inevitabile. Cosa? Cosa avete fatto? Calmatevi, vi prego. Vostra moglie ha avuto un incidente. Problemi, signore? Ah, mamma mia, mi hanno ammazzato la moglie.
Io non ho capito dove l'ha tagliata, vicino al collo? Può essere? Marie! State perdendo l'ultima occasione di ribadirgli il vostro amore. Marie! Marie! No! Sì. Finché c'ha morti non separi due. Marie! Una luna di miele piuttosto breve. Un posto per ogni cosa. Ogni cosa al suo posto. Wow, niente male. Oh, ma che meraviglia! Solo il meglio per te. Mamma impazzirebbe letteralmente. Che Sentite, lusso. buon uomo, lavorate qui? Salve. Benvenuti al World's Fair Hotel. Un pazzo psicopatico. Castello della morte. E questo simpaticone chi è? Bel teschietto. Una piuma. Oh, sei qui? Stavi aspettando da molto? È un vero piacere. È sempre bello ritrovare un volto familiare. L'ultima volta non si è salvato nessuno. E magari nemmeno ti interessava. È così bello avere compagnia. Per molto tempo sono stato solo. Non ricordo molte cose di quando non ero qui a custodire questi racconti. E che senso ha una storia se non c'è nessuno che la ascolta? Questa è una storia che parla di creativi e di quanto siano disposti a sacrificare per l'arte pura. L'arte produce le reazioni più diverse. Delizia, incanto e trasporto. Sì, ma anche dubbio, paura,
terrore. Le tue reazioni e le conseguenti scelte influiranno sulla storia. Nascoste negli scenari troverai oscure illustrazioni. Esse mostrano tutte le possibili conseguenze delle tue scelte. E a volte a risultare decisive sono le decisioni all'apparenza insignificanti. Quello che accade dipende solo da te. Ne sei responsabile. Io non posso interferire, perché contravverrei alle regole. Posso solo assistere agli eventi, registrando tutti gli snodi più cruciali. Oh, li avevi mai visti? Sono antichi. La gente li chiamava oboli. Li deponeva nella bocca dei defunti per pagare il traghettatore. Prova a cercarli. Si nascondono nei posti più impensabili. Vorrei che mi portassi tutti quelli che trovi. I tuoi sforzi saranno ben ripagati. Immagino. Bene, cominciamo? Fate il vostro gioco. Io osserverò. Mi chiamo Kate Wilder e sono laureata in psicologia criminale. Sono una giornalista investigativa e credo nel mio lavoro. Di recente è andata in onda una mia intervista a Chicago AM. E beh, è dura quando tutti ti danno della stronza perché dici la verità. Ma no, certo ho i miei difetti, come tutti. E ci sto lavorando su... Ehi, sono Mark, ho studiato fotografia all'UCLA e mi piaceva molto. Vorrei tornare tanto a dedicarmi sul serio alle foto. È come dire, beh, è un lavoro. Sono un macchinista e addetta a luci da anni. Guardi le luci, le aggiusti. Non è facile trovare persone così e poi non so che dire. Sono stanca di essere sola. Scusi, devo iniziare dalle qualifiche o tipo dalla vita privata? Perché io so... Questo lo vedrà qualcuno? Non mi piace molto apparire. Sì, Charlie Lonit, inglese di nascita. Vivo qui da 20 anni. L'ultima serie procedeva senza intoppi. Era davvero un progetto ben confezionato e purtroppo non ha ottenuto il successo sperato. È stato un disastro, a dire il vero. Abbiamo sentito abbastanza. Abbastanza? Oh, è solo l'inizio, vostro onore. Temo non abbiate compreso. Io sono nato con il diavolo in me. Non posso oppormi alla mia natura di assassino. Come un poeta non posso opprimere l'afflato lirico. Seppellitemi, vostro onore. Assicuratevi di riempire la mia cassa di cemento e seppellitemi più a fondo di chiunque altro e versate altro cemento sulla terra perché credetemi, la semplice morte non potrà fermare la mia mattanza. Onesto. Il 7 maggio 1896. Herman Mudgett, anche noto come Harry H. Holmes, fu messo alla forca. Il suo collo non si spezzò per l'impiccagione. Le cronache riportano che trascorsero 15 lunghi minuti in cui il mostro rimase a soffocare prima di spirare. Il primo serial killer americano confessò 27 omicidi. Ma quando gli inquirenti analizzarono a fondo le sue tracce, ricostruendo i suoi spostamenti, la cifra aumentò sensibilmente. Quasi 200 vittime. Fu il primo serial killer americano e forse il peggiore. Fu sepolto come richiese nel cemento. Sperava di sfuggire al giudizio divino o voleva davvero impedire al diavolo di riemergere e uccidere di nuovo? Allora, pareri?
Onestamente, Charlie, mi pare una montagna... Un secondo. Lonit Entertainment. Cerco Charles Lonit. Sono io. Mi chiami Charlie. Io sono Grantem Dumet. Posso aiutarla, signor Dumet? In realtà io posso aiutare lei. Le spiego. Le spiego? Cosa? La ringrazio molto, signor Dumet. Sembra davvero fantastico, ma... Ecco... Vorrei capire dov'è la fregatura, senza offesa. Ma si figuri. Sono una persona fortunata. Non mi serve molto, ma il mio tempo è alquanto prezioso. Dobbiamo farlo oggi stesso. Manderò un'auto questo pomeriggio alle 16, puntuali. Questo pomeriggio? Sarebbero 2 giorni di riprese. Ho dato il weekend libero alla troupe e mi crede... Hanno un brutto carattere. Senza di loro questa conversazione non ha senso. Noi... Le ho detto come stanno le cose. Non fatemi perdere tempo. Mando l'auto o no? Sì, certo. Ok. Saremo lì. Promesso. Ottimo. Hai la faccia dell'auto? Una signora limousine? La manda il signor Dumet? Noi... Bene. Carichiamo i bagagli. Lascia. A posto. Spiace. Sicura? Certo, questa è la luce LED che vi fa brillare. Possiamo lasciarla Va lì? bene, va bene. Sarà grandioso, gente. Avventura. Mistero. No? Si va in gita? Evviva! Wow, urrà! Sarà fantastico. Dove stiamo andando di preciso? Non ami le sorprese? Sapete cosa mi ricorda? Non dirlo. Topeka. Esatto. Da sola, senza un soldo in tasca, un telefono morto e dispersa nella maledetta Topeka. Non per colpa mia. Certo che era colpa tua, perché tu non lavori, improvvisi. Allora, dai Charlie, che sappiamo del tizio? È ricco, un eremita, ossessionato da H.H. Holmes. Un tipo equilibrato. Andremo in una tenuta che è ereditato da un parente. Quello era ossessionato da Holmes. Alcune stanze sono molto fedeli al castello della morte. Dumet ha planimetrie, documenti, oggetti. Ho detto che avrebbe salvato lo show e non stavo esagerando. E hai fatto delle verifiche? Voi fidatevi di me. Perdonate la segretezza. Adesso, prima di procedere, devo chiedervi di mettere via i telefoni, per favore. Vi sembrerà contraddittorio, dato che vi ho invitati a filmare la mia collezione. Non posso mettere dispositivi in grado di diffondere Questo informazioni era previsto, che lo lederebbero sapevamo i miei già. interessi o vita privata. Ci sono delle regole. Qualunque immagine potrà essere utilizzata solo se approvata da me. Esigo la massima riservatezza. Devo insistere. Casa sua, regole sue. Ne vale la pena per cosa offre. Non ci ha neanche chiesto soldi. Se gli basta questo, accontentiamolo. Va bene. Per lo show. Credetemi, sarà un successo. L'hai detto anche a Topeka. Ma se è così ricco, perché non ha domestici? Non ci aiuta? No, niente. Faccio io. Grazie, bello. Non disturbarti. Cafone. Ok. E adesso? Vorrei girare qualcosa del lago e del terreno intorno. Difficile con tutta questa nebbia. Là, dall'alto c'è una buona visuale. Oh, di sicuro è in alto.
la vista sarà magnifica. Possiamo riprendere da sopra la nebbia. Charlie, ti esploderà un polmone prima di metà strada. Sono in forma smagliante. Mark, è una follia. Si può fare. Andiamo, Charlie. Attenti, ragazzi. È stato bello? Andiamo. Allora, giriamoci. Facciamoci un giretto qui in zona un attimo. Qua si può aprire? No. Qua si può andare giù? No. Qui si può andare? No. Per di là si può andare? Neanche dopo morto. Il cancello è chiuso e allora si va per di qui. Ci mettiamo troppo. Guardiamo bene intorno, che cerchiamo quelle famose monetine di cui parlava prima il nostro amico. Ne facciamo altri 5-10 minuti e poi... Ragazzi, muovetevi. Ci siamo? Ma scusate, se volessi... Se volessi salvare, come si fa? C'è salvataggio automatico. Boh. Penso di sì a sto punto. Cristo, che rumore! Beh, fatta apposta per sentirsi da lontano. Sì, beh, questo lo so anch'io, ma Oh, tanti saluti al piano A. troveremo un'altra strada. Esatto. Priorità all'arte, eh? Attenzione al rischio erosione. L'avviso sulla scogliera che frana in mare. Preferisco credergli e non morire. No, mi sembra il classico messaggio scusa un vissuto dagli attimo. avvocati, non mi preoccuperei. Non sono d'accordo. Queste scogliere soggette a erosione potrebbero crollare in acqua all'improvviso. Va bene. Ehi, Mark, volevo solo dirti... Grazie per il supporto. Cosa? Per queste riprese? No, di tutto il viaggio. Sai, con alcuni della troupe è difficile lavorare. Jamie e Kate non avrebbero accettato se tu non fossi venuto. Ho pensato che per un episodio così incasinato servisse tutto l'aiuto possibile. Beh, sì. Probabile. Ok, lo ammetto. Pensavo che venire qui così lontano dal resto del mondo mi avrebbe aiutato a riposare un po' e a, come dire, scaricare un po' la tensione. Riposare? E perché dovresti? Beh, per rilassarmi. Mai sentito il bisogno? Allora, qua cosa c'è scritto? In memoria delle vittime della tempesta del 1 maggio 1907 che causò la morte di 187 persone. Tra equipaggio e passeggeri il piroscafo SS Cassiopea, naufragato sugli eroici piedi di queste scogliere. Però andiamo sopra qui, vediamo cosa c'è. Ma aspetta, ma là è chiuso? No, giusto per capire un attimo. Dai, torna giù. Un po' legnoso come movimenti, dico la verità, non è che sia proprio... Ah, ma così puoi correre? Ah, ma si può anche correre, L1... Averlo saputo prima. Magari.
No, perché se tutto il gioco è a camminare, tanto vale. Corriamo un pochino. Là. Ma come siamo atletici oggi? Molto bene, adesso siamo arrivati qui. C'è un buco che è enorme, vai su per la porta. Allora facciamo un attimo veloce, vediamo qui dove andiamo. Finito qui, vorrei staccare 2 settimane e tornare dai miei. In realtà mi servi. Mi piace il tuo occhio in post-produzione. Sono parecchio preso al momento, Charlie. Ah, beh, ci mancherebbe, certo. Prenditele pure. Rilassati. Ti ringrazio. Finisco io l'episodio. Farebbe bene anche a te. Stacca un po'. Non hai una famiglia da tormentare. Oh, beh. Volendo. Non c'è nessuna signora Lonnit sepolta in qualche armadio? Sposato al lavoro? Sposato al lavoro. Paramix per stare in equilibrio sulle rocce e Come procede il alberi. matrimonio? Beh, rispetto alla media delle coppie vere, direi molto bene. Sposato al lavoro. Non è che ce la facciamo. Bravissimo. Corriamo perché sennò qua non ci arriviamo più. Divento fuori di qui? Sì. Oltrepassa. Molto bene. Corvaccio. Che è questa roba? Manichino, sta al fresco. Forse viene da qualche vecchio museo, chi lo sa? Sì, è probabile. Dai, interagiamo. Abbiamo fatto di strada però, Vieni? Sì, stavo guardando la luce sulla nebbia. E cosa c'entra con lo show? Mi ha solo colpito. Arrivo. L'occhio del fotografo. Che dire, è una cosa più forte di me. Ci sono parecchi intrecci tra la parte creativa e Vediamo quella qui. commerciale. Ne sei sicuro? Perché l'intreccio con Kate non mi sembra Abbiamo molto... detto di non parlarne nel weekend. Voglio solo che resti concentrato. Oh, insomma, neanche farlo apposta. Sì, a parte che fa la lucetta della misericordia. Beh. Oh, cosa c'è qui? Esamina. Sembra inutilizzato da secoli. Perché la sirena suona ancora? Perché la nebbia non è andata in pensione. Ora è automatica. 2000, tutto nel 2000 questo, 14, 4. Vacanza. Esamina. Read please. Leggi, dovrebbe essere read. Esamina. Ah, non mi lascia leggere. Oh, amen, cosa vuoi che ci faccia? Che vuoi che ti dica? Ah, qua è chiuso proprio, non si può andare. Niente, andiamo fuori allora. È proprio chiusa. Pensavo che da dentro si sbloccasse, invece niente. Olio cuore, opla. È chiuso. Vabbè, è chiuso. Dire che c'è da fare qualcosa. Probabilmente andare dentro lì. A sto punto
si farà il solito giro probabilmente. Strisciamo silenziosamente come un serpente. Ah, oh mamma mia. Bene. Via. Soliti corvacci. Sembra antica. Ah, le famose... Una vecchia moneta. Soldino per me. Le monete che cercavamo, infatti. Ehi, mi spiace essere un po' duro ogni tanto, ma non potrei girare lo show senza di te. No, non è vero. Io reggerò il volante. Volante? Della Lonnit Entertainment. Ma sei tu a tenere acceso il motore. Le auto non funzionano così. Gesù, una volta che faccio un complimento. Ho capito, Charlie. Grazie. Mi sa che dobbiamo spostare questo allora. Ah, interagisci. Se lo faccio... Ah no, aspetta, c'era qualcos'altro scritto. Aspetta, aspetta. Non l'ho fatto in tempo a leggere. O mi sbaglio? Ah, spingi, eccolo. Lascia. Montiamo su. Dovrebbe essere sufficiente. Ma perché sei andato giù rincoglionito? Che sarà mai un'effrazione? Com'è che non sei in prigione? Chissà come mai. Guardiamo questo filmato e poi vi saluto. Che è questa roba? Piacere anche per me. Va bene signori, allora io mi fermo qui, come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un bel like, di commentare, condividere, in modo da far crescere me, serie e canale. Grazie ancora per la visualizzazione, a presto da Joker Gaming.